Ora parleremo di sport come vi abbiamo annunciato in apertura e lo facciamo con un ospite e con noi il presidente regionale del CONI Gianfranco Bardelle. Buongiorno Presidente, grazie per aver accettato il nostro invito. Un anno particolare per lo sport nella nostra regione, un anno complessivamente difficile anche per la nostra regione, in particolare dopo gli eventi legati al maltempo fra fine ottobre e i primi di novembre. Comunque lo sport, quello invernale, in Veneto va avanti. Inaugurazione domani del Trofeo delle Dolomiti, di cui lei è sempre stato un grande sostenitore. Sì, indubbiamente è una sfida che noi abbiamo fatto come CONI Veneto, ma abbiamo trovato una grande squadra, infatti ci dà un appoggio e partecipazione sia Trento, Bolzano e anche il Friuli, quindi sarà un Trofeo delle Dolomiti, ricordiamo che sono patrimonio dell'UNESCO le Dolomiti, in cui 400 ragazzini under 14 dello sci e del ghiaccio si confronteranno queste 4 regioni. Credo che sia un segnale molto importante, saremo nelle località di Falcade e di Alleghe, riempiremo tutti gli alberghi, quindi per noi è anche un momento di orgoglio di dire parte la stagione agonistica, invitiamo tutti a riempire le nostre montagne bellissime e certamente questo è per noi un segnale veramente importante. Ecco, parliamo ora invece della Festa dello Sport a Rovigo. C'è stata la premiazione proprio per quell'evento e anche l'occasione per fare un bilancio del 2018 per lo sport nella nostra regione. Che anno è stato? È stato un anno molto importante, il nostro è un percorso itinerante, quest'anno abbiamo scelto la Rovigo come punto di incontro e in quell'occasione abbiamo premiato tutti i ragazzi che hanno vinto primo, secondo, terzo posto al trofeo CONI Kinder a Rimini, molti campioni che ci hanno dato tante soddisfazioni. Io voglio ricordare ai telespettatori che il Veneto come movimento sportivo è al terzo posto in Italia, non lo dice il sottoscritto ma l'Istat, dietro la Lombardia e il Lazio. Il Lazio perché ha tante squadre militari che fate anche da atleti veneti, quindi noi ci riteniamo al secondo posto. E questo è merito dei 12.000 società sportive, 460.000 iscritti alle società, 160.000 volontari che lavorano per lo sport che noi amiamo, quello delle periferie, quello delle piazze, quello che si fa in tutti i luoghi dove si può fare. Credo che sia una cosa molto importante. Ecco, parliamo invece dello sport in rosa in Veneto, una stagione che comunque ha riservato tante soddisfazioni provenienti dal settore femminile. Infatti il 22 ottobre nella splendida Villa Contarini di Piazzola sul Barinta abbiamo voluto festeggiare il grande movimento sportivo in rosa, quello al femminile. Io mi ricordo che 20 anni fa le donne facevano sport era il 20%, l'80% uomini. Adesso siamo al 60% uomini, 40% donne, il che vuol dire che lo sport attira anche l'attenzione al femminile. Ma questo ci dà anche delle soddisfazioni come sport enormi. Noi abbiamo premiato 20 atlete che hanno vinto o un campionato italiano, o un campionato europeo, o un campionato mondiale. Ma non solo la Federica Pellegrini, che tutti conosciamo, che giustamente abbiamo premiato, ma la campionessa del polo, la campionessa del sollevamento pesi, la campionessa del tiro con l'arco, cioè in tutte le attività e discipline sportive le donne veramente stanno facendo un grande passo in avanti, amando lo sport. E poi è stata una grande soddisfazione che gli unici 3 campionati vinti nella nostra regione sono tutti 3 al femminile. La pallanuoto Lantec di Padova, la Famila Schio di Vicenza e il Conegliano, l'Imoco Conegliano della pallacanestro. Credo è una soddisfazione grande. Io mi auguro che anche gli uomini riescano a portarci qualche campionato italiano. Bene, sui trionfi in rosa nello sport veneto approfittiamo dell'occasione per ringraziare il Presidente regionale del CONI Gianfranco Bardelle, grazie per essere stato con noi. Posso lanciare un unico messaggio a chiusura? Prego. Noi faremo una raccolta fondi che si chiamerà Piantiamoli, perché sappiamo che 400.000 alberi sono stati
portati via dalle montagne, e in occasione del trofeo delle Dolomiti manderemo un messaggio a tutte le società sportive di partecipare a questa raccolta fondi che serviranno unicamente per piantare alberi e ripristinare finalmente le nostre foreste meravigliose. Bene, Grazie. Sport e Solidarietà, binomio sempre vincente. Grazie Presidente. Grazie. Ora riprendiamo con la nostra rassegna stampa.